Benvenuti telespettatori di FVG Sport Channel e appassionati di volley a una nuova puntata, la terza di Mega Intersport sotto rete, sempre qui ospiti al Mega Intersport del Città Fiera. Non sono sola nemmeno oggi, ho un graditissimo ospite, David Asquini, allenatore del Royal Kennedy. Buonasera. Grazie Silvia, buonasera a tutti. Allenatore, diciamo, del Royal Kennedy che milita in Serie C femminile, però ha anche altri ruoli, come me lo dicevi prima, sei il secondo allenatore della rappresentativa provinciale e il primo allenatore della selezione provinciale Under 14, per cui con te potremo anche affrontare qualche altro argomento. Partiamo subito perché questo fine settimana si è giocata la prima giornata dei campionati nazionali, quelli che interessano da vicino le compagini regionali, in particolare la B1 femminile e la B2 femminile. La scorsa settimana avevamo ospiti il Talmassons, quest'anno ti chiedo David, abbiamo 3 squadre nel campionato di B1 femminile, altre 4 nel campionato di B2 femminile. È che la regione sarebbe forse pronta per qualcos'altro? Beh, insomma, questo lo si spera da tanto tempo e quindi sarebbe un bel traguardo per il Friuli Venezia Giulia, anche perché penso che insomma ce lo meritiamo a questo punto. Tant'è che grazie anche a queste 3 squadre e alle squadre di B2 anche la Serie C si è ringiovanita e questo è un punto a vantaggio, di modo che le giovani possono fare un'esperienza già regionale fin da giovani età. Abbiamo insomma anche noi nella nostra squadra ragazze abbastanza giovani, ma in tutte le squadre ci sono ragazze di 16, 15, 17 anni, bravine, che già possono fare il salto di categoria. Possono giocare in una categoria superiore. Quindi questo potrebbe essere un buon vantaggio. Tu che hai anche un po' il polso della situazione sulle giovanissime, appunto sull'Under 14, come ti sembra il livello raggiunto dalla nostra regione? Ma il movimento sportivo della pallavolo in Friuli sicuramente sta crescendo, chiaramente adesso c'è un problema anche economico all'interno di diverse società e questo un po' insomma, si ripercuote sulla qualità. Certamente si sta lavorando abbastanza, ma a mio parere bisogna continuare e lavorare ancora di più perché chiaramente il livello di regioni vicine come il Trentino e chiaramente il Veneto al momento è ancora superiore al nostro. È ancora superiore, allora andiamo a vedere un po' cosa è successo nel girone B, quello che ci interessa da vicino con 3 compagini della regione e solamente il Porcia ha vinto in casa con un rotondo 3-0 con la squadra diciamo un po' più debole di Piacenza, la Steel Trade Pavidea. Domovi Porcia che ha un organico a pieno regime, è veramente temibile per tutte le avversarie. Andiamo invece a vedere cosa è successo in casa Atomat, che nella prima giornata era chiamata a una prova veramente tosta fuori casa, a casa di un'altra squadra piacentina che ha preso tra le sue fila 2 giocatrici che l'anno scorso si sono giocate, pensate, un po' lo scudetto. Sto parlando di Manuela Secolo e Nicolini a centrale, anche lei di altissimo livello, e non è andata molto bene, hanno perso 3-0 però giocando con intensità. Siamo andate a trovarle in palestra e ci siamo fatte un po' raccontare com'è andata questa trasferta e come andrà la prossima partita. Siamo con coach Manuel Mannucci dopo l'esordio in campionato con un avversario veramente complicato da affrontare. Sì, mi auguro, come sembra che possa essere la prima del campionato, insomma, no? Una delle squadre più forti. Lo sapevamo, un impegno molto duro con giocatrici che fino all'anno scorso, insomma, la Secolo faceva parte del roster della squadra campione d'Italia, quindi insomma magari con un po' più di esperienza delle nostre. Comunque la squadra si è ben comportata, magari è meglio affrontarle adesso queste super atlete all'inizio del campionato piuttosto che in un momento caldo quando bisogna fare punti. Sì, i punti abbiamo 26 occasioni per farle e una è andata, quindi non è che no, tante volte magari le squadre forti anche lo diventano durante il campionato anche in virtù di eventuali playoff, quindi
incontrarla subito poteva essere un'occasione per trovarle impreparate. Così non è stato, questo è simbolo della loro forza in tutti i settori, quindi va bene comunque così, insomma noi ci siamo comportati bene, abbiamo fatto il nostro, vorrei qualcosina di più dalla Ricce, ma insomma per il resto ci sta. Prossima giornata in casa ma non in casa, ovvero a San Giorgio. Intanto ti chiediamo come mai. Ma sembra ci sia una concomitanza con una partita di basket, se non sbaglio femminile, quindi ci hanno sfrattati e andiamo a giocare a San Giorgio. Tra l'altro in un palazzetto bellissimo, quindi da quel punto di vista sicuramente sono contento. Non sfruttare il Benedetti per noi potrebbe essere un piccolo danno, perché il Benedetti è una palestra fastidiosa per gli avversari, no? Noi ci siamo abituati e tanti mi dicono che giocare là è complicato, quindi per noi poteva essere un piccolo vantaggio, ma insomma. E avete già notizie sulla vostra avversaria, che è il Montale Modena, se non sbaglio, ha vinto già la prima gara, però è una squadra di alto livello rispetto a quella che avete affrontato. Abbiamo già tutto, video e scout di tutte le partite che ha fatto, anche amichevoli, perché c'è questo scambio di cortesie. È una squadra per 5 settimi uguale a quella dell'anno scorso, ha cambiato 2 pedine importanti ma con giocatori altrettanto forti, Marc e Magnelli, quindi è una squadra molto pericolosa. Spero non all'altezza di Piacenza, ma sicuramente sarà una rogna. L'anno scorso la ricordo come una squadra molto ben organizzata, molto ben allenata, quindi sarà dura. Allora ti facciamo in bocca al lupo, ci saremo senz'altro a vedere la partita e ti lasciamo allenare. Grazie. Grazie. Siamo con Marta Venturini, una giovanissima promessa della PAV Udine, nonché mia vecchia conoscenza. Marta, siete andate fino a Piacenza in questo fine settimana, una trasferta lunga, ti era mai capitata una trasferta così lunga? No, infatti è la prima volta che facciamo una trasferta così lunga, all'andata 6 ore ci abbiamo messo, però insomma sono comunque esperienze, nuove esperienze per me, penso anche per altre giocatrici della squadra, quindi siamo molto contente. Tra l'altro questa trasferta è stata penso la più lunga che avremo in campionato, quindi va bene così, dai. Meglio farla subito. Non hai potuto giocare, non sei potuta scendere in campo per qualche problemino, qualche acciacco fisico, però come hai visto le tue compagne hanno lottato ugualmente nonostante l'altra squadra fosse veramente forte? Sì, io penso che comunque nonostante abbiamo molte difficoltà in questo periodo, con parecchi piccoli infortuni così, comunque penso che la squadra ce l'abbia messa tutta, anche se sono convinta che possiamo dare molto di più. E allora buoni propositi per quest'anno che è appena iniziato, cosa vuoi dare a questa squadra? Beh, io sicuramente cercherò al più presto di riprendermi al massimo, diciamo, e darò sicuramente tutto quello che posso a questa squadra, anche se sono sicura che ho ancora tanto da imparare, quindi sarà una bella esperienza. Ti ringrazio Marta e ti lascio andare ai tuoi esercizi. Grazie. Allora, ringraziamo l'Atomat per averci dato queste informazioni e lanciamo subito le interviste che abbiamo fatto nel dopo partita dei Cittafiera Martignacco Millennium Brescia. Il Cittafiera Martignacco, dopo i primi 2 set piuttosto tirati, critici, in cui la tensione era veramente palpabile, ha vinto il terzo set e stava per riacciuffare il match, ma un episodio gli ha tolto la gioia del primo punto in B1. Andiamo a vedere cosa ci ha raccontato coach Cuttini. Sembravate a un passo da riacciuffare il risultato. Sì, un paio di episodi un po' sfavorevoli alla fine, però eravamo veramente al 100%, dobbiamo essere al 100% per riuscire a giocarcela punto a punto con squadre del genere che sono di fascia anche medio-bassa. Questo dimostra quando sono le difficoltà di quest'anno per noi.
Poi dobbiamo basarci veramente su un episodio favorevole alla fine, poteva permetterci di darci un punto almeno, sarebbe stato ossigeno fin dall'inizio, invece sono stati forse un paio di episodi negativi, però ci stanno, insomma, fa parte di questo gioco qua. Hai dovuto far fronte a qualche difficoltà di formazione per l'assenza di alcune pedine importanti che forse ti avrebbero permesso di magari cambiare in corso d'opera, cambiare qualcosa di più. È stato comunque positivo l'ingresso delle ragazze della panchina, mi riferisco per esempio a Sara Vanello. Sì, no, noi sappiamo che abbiamo due giocatrici nel ruolo di opposto adesso che stanno facendo un bel lavoro, tutte e due con caratteristiche diverse possono dare un contributo alla squadra, noi le giostriamo, diciamo, le facciamo giocare a seconda un po' della necessità, l'allenamento stanno facendo un bel lavoro sia una che l'altra, quindi sappiamo che sono intercambiabili. Il problema è un po' magari in altri ruoli che in questo momento qui siamo un po' corti, sappiamo che Valentina Cozzo non ce l'abbiamo, non possiamo contarci per un mese almeno, poi insomma si vedrà, e oggi ci mancava anche Letizia Sterkel che ha un piccolo problemino, che insomma era indisposta oggi, non poteva essere con noi, che magari un contributo di ricezione soprattutto può darlo. Nella fase finale per esempio un giro dietro di Letizia che è una specialista ci avrebbe permesso magari di avere qualcosina in più per riuscire a conquistare il 7, quindi un punto. Certo, è sicuramente così. Nella prima fase sei stata un po' poco aggressiva nella battuta, senza riuscire a condizionare veramente l'attacco avversario. Dovete ancora migliorare in questo fondamentale per riuscire veramente a mettere in difficoltà le squadre avversarie. Ma noi ci stiamo lavorando, la battuta l'anno scorso non era così indispensabile perché anche battendo diciamo non al 100%, gestendo un po' la battuta riuscivamo ad essere molto ordinati in muro difesa lo stesso perché il livello era più basso. Quest'anno stiamo provando un po', siamo costretti a cercare di raggiungere il livello delle altre in battuta, le altre battono molto forte a questo livello qua, ci stiamo provando, purtroppo quando le giornate iniziano così, nel senso che abbiamo fatto un sacco di errori fin dall'inizio, non abbiamo più la possibilità di rischiare, nel senso che anche quelle che dovrebbero rischiare non possono più farlo per equilibri di squadra, se cominciamo a fare 5, 6, 7 errori in un set, perché anche chi magari non forza sta sbagliando per tensione, perché insomma per inesperienza in certi casi o per insicurezza, chiaramente lì ci penalizza molto. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare, cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub, per non farsi mancare nulla.
Ben ritrovati telespettatori di FVG Sport Channel per la seconda parte di Mega Intersport sotto rete. Sono sempre con David e lo lascio ancora un attimo sui carboni ardenti per accennare solamente i risultati della B2 femminile girone D. Anche qua 4 formazioni regionali, quella ad ottenere il risultato più rotondo è stata la CDA Talmassons, che ha vinto fuori casa per 3-0. Ha vinto fuori casa lottando tantissimo nei primi 2 set e poi piegando la resistenza delle avversarie trevigiane nel terzo. La pallavolo San Giorgina ha colto una vittoria al tie break per 3-2 sulle forti ragazze trentine del volley argentario e l'Alimentaria Monfalcone ha strappato un punto sul campo difficile della Spes Belluno. E chiudiamo con il Chions che ha conquistato 2 punti fuori casa con un'altra squadra del Trevigiano, l'Ezzerina Carinatese, invertendo un po' la tradizione che voleva Chions in difficoltà all'inizio del campionato. Ritorniamo a David e parliamo finalmente di questa Serie C femminile. Quest'anno un girone unico a 16 squadre. Certo. Ti piace? Non ti piace? Beh, visto che abbiamo vinto tutte le partite mi piace. All'inizio del campionato chiaramente per me era una sfida nuova e anche un'esperienza nuova, perché finora abbiamo sempre fatto i campionati invece con 2 gironi a 8 squadre, quindi le prime play-off e le altre play-out, e quindi la preparazione atletica devo dire è abbastanza diversa, bisogna programmare in maniera diversa e soprattutto l'inserimento delle ragazze giovani può essere un po' più difficile onestamente in questa maniera. Prima si poteva ragionare nel periodo fino a dicembre e potevi comunque anche sbagliare qualche partita, inserire le giovani, provare delle soluzioni tattiche diverse e anche atletiche, se posso permettermi, mentre adesso chiaramente bisogna partire subito a razzo perché non c'è tempo e si deve sbagliare il meno possibile, insomma, ecco. L'hai detto nel mentre, un partenza a razzo per la tua squadra, sì. Per il Royal Kennedy, punteggio pieno finora? Sì, finora punteggio pieno, 3 partite buone, non ottime ma insomma buone. La più difficile è stata sicuramente l'ultima, quella di sabato scorso, certo. Ma è stata una con bella vittoria. l'Es Volley, lo ricordo per i telespettatori, con l'Es Volley avete vinto per 3-1. 3-1, l'Es Volley è un'ottima squadra, allenata anche da un bravo allenatore, Vedovi, e devo dire che insomma la soddisfazione è stata molto buona, anche perché alla fine abbiamo ricevuto gli applausi di tutto il pubblico e questo insomma fa sempre bene a tutti, a noi, allo sport in generale, eccetera. La partita è stata sicuramente vibrante, con scambi devo dire lunghissimi, e lì dobbiamo dire che la nostra preparazione atletica è stata veramente molto buona, perché potevamo continuare ancora per un set sicuramente a giocarcela. Certo. Secondo te in queste formazioni ce n'è diverse che sono a punteggio pieno, ovvero voi, Royal Kennedy, la Libertas Trieste che sembra la grande favorita, e il Sant'Andrea. Ci sono già, è veritiera questa classifica, oppure secondo te quali sono le squadre che potrebbero essere le candidate alla promozione? Allora, togliendo ovviamente la mia, parlo delle altre. Facendo degli scongiuri terribili. Esatto, parlo soprattutto, la Libertas anche secondo me è fra le favorite, o probabilmente anzi è la favorita, sia per soluzioni tecniche sia anche fisicamente, insomma sono sicuramente molto avanti rispetto alle altre. Sant'Andrea vedremo subito, perché sabato sì, prossimo ci sarà proprio lo c'è già uno scontro al vertice tra noi e Sant'Andrea. Non so quanto siano cambiate, per cui non posso ancora dare un giudizio oggettivo su loro. Sicuramente è un'ottima squadra comunque. Perché 9 punti comunque non si fanno. Poi c'è anche una Banca di Udine che ha perso un punto per strada con i Rizzi, che secondo me è una squadra interessante, anche sia Banca di Udine che Rizzi. Sì, la conosco abbastanza bene, non solo per averci giocato gli anni scorsi, ma insomma anche per aver fatto delle amichevoli estive o di fine estate, e secondo me anche lei lotterà insieme alla Libertas assolutamente per il primato. Per il primato. E i Rizzi ci avete già giocato contro? Sì, insomma con i Rizzi senz'altro, siamo vicini di casa, ci conosciamo, ci rispettiamo
Da sempre un'ottima squadra allenata da un amico e da un bravo allenatore soprattutto, per cui sicuramente darà del filo da torcere, penso a tutti, soprattutto in casa loro dove non è mai difficile giocare, non è mai facile giocare e sicuramente sarà abbastanza impegnativo per tutte le squadre, anche quelle di vertice, andare a giocare da loro. Certo, nell'ultima giornata c'è stato un passo falso di un'altra delle squadre, diciamo, di fascia alta, o almeno presunte tale, siamo ancora all'inizio del campionato, ovvero la Bulloneria, che ha perso a casa proprio del Volleybass, Banca di Udine Volleybass, con un netto 3-0. E mi raccontavi prima dell'inizio della puntata che la vostra squadra è frutto di una collaborazione. Sì, si chiama Royal Kennedy proprio per quello, è una collaborazione tra il Kennedy di Adegliacco, Cavalicco, e invece il Reana del Royale, due squadre, insomma due società storiche che hanno deciso da qualche anno di collaborare e quindi mettere insieme soprattutto le ragazze più giovani, insomma, infatti ci sono tutte le categorie fino alla prima divisione, seconda divisione inclusa e poi ovviamente la Serie C che alleno io. La tua squadra è comunque piuttosto giovane. Sì, sicuramente. Sì. Ci sono ragazze che erano con te già l'anno scorso oppure ci sono dei nuovi arrivi? Entrambe le cose, ci sono alcune ragazze provenienti dal settore giovanile, in particolare insomma, ne abbiamo 3-4 che fanno contemporaneamente l'Under 18, faccio sempre io, alleno io, e altre invece che sono provenute da altre società, in particolare ricordo due che sono Valentina Deana ex Talma Songs e Alessia Della Rossa che invece viene proprio dal San Giovanni che abbiamo incontrato sabato scorso e poi ci sono altre ragazze sempre all'interno della nostra società che hanno fatto il salto di categoria, per esempio dalla prima divisione alla Serie C, stanno crescendo, devo dire che sono anche molto brave e poi infine altre ragazze che hanno anche cambiato ruolo. Si vede per esempio Isabel Braulinese che l'anno scorso faceva l'opposto, invece quest'anno fa l'ala e ha giocato finora, è stata anche molto brava. In buoni frutti. Ricordo quando vi ho viste un'alzatrice giovane, piuttosto brava. Sì, Giulia Del Negro, molto brava, gioca in Serie C già da 2 anni ma ha solo 16 anni in realtà. Sì, perché poi si sentono magari mormori perché non fanno magari qualcosa giusto, però insomma bisogna ricordarsi che anche l'età giustamente devono provare a fare un po' tutto, insomma, anche rischiare qualcosa. Perché, sicuramente, io sono uno a cui piace assolutamente rischiare con le giovani perché dà il triplo di soddisfazione, per cui insomma siamo alla ricerca di soddisfazione e dobbiamo cercarle in queste maniere qua soprattutto. Poi è chiaro che bisogna avvicinare in maniera delicata le ragazze alla pallavolo, alla Serie C o più su ben venga e magari mettendo vicino delle ragazze di esperienza che fungono sicuramente da, fra virgolette, balia nei loro confronti e che si sono sempre dimostrate però bravissime con le giovani, devo dire la verità. Anche Valentina Deana che veniva da una B2, comunque certo. Dal Talma Sons, è una ragazza che può dare veramente una mano in questo Assolutamente, in senso. tutti i campi, sia in palestra, fuori dalla palestra, nello spogliatoio e nel campo stesso di pallavolo, esperienza, tattica, tecnica, insomma sicuramente ci sta aiutando molto. Sì. E a proposito di giovani ti chiedo, questa Self Fiume Veneto Sì. che è una neopromossa perché il Chionso oltre ad avere la Serie B2 ha queste ragazzine terribili, le chiamo io, che Sì. sono venute dalla Serie D. Le hai già viste? Le ho viste soltanto in video, mi sembra siano completamente under 16, forse eccetto qualcosa, e sono sicuramente molto brave, sono dotate di un fisico imponente sicuramente, di una preparazione tecnica invidiabile e probabilmente non lotteranno per il vertice, nel senso che non lotteranno per il primo o secondo posto, ma sicuramente daranno fastidio a tutte e saranno comunque degli outsider. Nell'ultima parte di campionato di solito Infatti io loro... avrei preferito incontrarle fin da subito perché sicuramente cresceranno moltissimo. Allora David, ti ringrazio per essere stato con noi perché vede, è preparatissimo su tutto, conosce tutte le squadre non solo del suo girone e lanciamo una nuova iniziativa di FVG Sport Channel e di Mega Inter Sport sotto rete, una nuova rubrica che si chiama
Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Siamo andati a caccia di qualche coppia nata sul parquet o perché no sui campi dei tornei estivi. Allora vi salutiamo con questa clip e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Arrivederci. Per la prima puntata di Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo, una coppia d'eccellenza. Stefania, detta Stefi, e Luca, detto Poppy. Come vedete appartengono tutti e due alla società Blue Volley, ma vi siete conosciuti nel lontano 2005. 2005, dove? Alla Ballonade a Butrio. E questo è un commento un po' interessato perché tu sei uno degli organizzatori della Ballonade. Da 15 anni, cioè, circa. Ballonade è un torneo bellissimo, tra l'altro, di Butrio. E ora, possiamo dire, sei in dolce attesa. Sì. Da quanto? I primi di dicembre, il 6 dicembre. Attendiamo un altro piccolo pallavolista con noi. Voi piccola, intanto vi facciamo gli auguri, ma voi tu non stai giocando, ma tu Luca stai giocando, dai. Sì, nel Blue Volley Lauzacco in Serie D come centrale. Come centrale, sì, giustamente. E avete sempre continuato a giocare in tutto il periodo in cui vi siete conosciuti? Assolutamente sì. E quindi si può dire che la pallavolo vi ha uniti? Certo, ci ha fatto conoscere e ha fatto continuare la nostra relazione, diciamo, con qualcosa che abbiamo avuto in comune. Tra l'altro abbiamo visto anche te a organizzare Dei dolci attesa. certo, anche quest'estate. Qual è la cosa più insopportabile di un pallavolista dopo che ha perso? Cioè, perde una partita, torna a casa, è accettabile il suo umore oppure... Ma dipende, ecco, da come è andata la partita, se è andata male per determinati motivi, allora è insopportabile, ma per il quieto vivere ascolti, poi gli passa il giorno dopo. E Stefi com'è dopo le partite? Ma dai, ci sfogavamo a vicenda. Lei teneva su me, io tenevo su lei nei momenti brutti. E intanto allora vi facciamo gli auguri per il prossimo arrivo e grazie. A voi. Ciao, ciao.